Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno al sindaco Roberto Pizzoli di Porto Tolle. I pescatori in stato di agitazione. Ci vuole spiegare com'è la situazione, cosa stanno chiedendo e cosa può fare l'amministrazione comunale per questo? Buongiorno Leandro, grazie di questa opportunità, buongiorno naturalmente a tutti. Niente, in buona sostanza è già qualche giorno, non è, adesso diciamo, hanno fatto l'articolo ieri, però è già qualche settimana che ci confrontiamo come sempre con un rapporto con il consorzio e con le cooperative sempre molto diretto e molto schietto, e quindi cerchiamo sempre, sia io che l'assessore Tania Bertaggia, di dare le risposte dove è naturalmente di nostra competenza in modo più opportuno possibile. Diciamo che lo stato di agitazione nasce prevalentemente dal fatto della situazione delle lagune, che naturalmente poi danno il seme per la coltivazione soprattutto delle vongole e delle cozze, e quindi ecco, lo stato di agitazione principalmente nasce da questo motivo. Come ben sai, siamo riusciti attraverso le schede del Tempesta Vai, attraverso un lavoro insomma insieme alla regione, ad avere dei contributi molto importanti. In questi ultimi anni abbiamo portato a casa oltre 10 milioni di euro tramite schede che poi sono di competenza del Genio Civile, che per il consolidamento del suolo in automatico fa anche la verificazione tra virgolette delle lagune. Purtroppo i lavori sono un po' a rilento, o comunque non stanno avendo quel percorso che auspicabile come velocità, perché tra le ditte che hanno preso l'appalto e con il Covid e con la legge che permette comunque lo slittamento anche della consegna dei lavori, diciamo i lavori sono un po' in ritardo, e quindi si chiede di velocizzare, ecco, quella che è naturalmente un'esigenza molto importante, premesso che su 10 milioni di lavori 3 milioni sono già stati effettuati, però giustamente, come dicono loro, se si riesce a dare comunque una marcia diversa, probabilmente il lavoro stesso ne giova e si vede qualche situazione più importante, più favorevole, ecco, per quello che ricercano. Il secondo punto, che riguarda il ristoro famoso per i soldi delle cavane, che effettivamente è passato un arco temporale molto importante. Qui ci siamo impegnati anche con l'assessore Corazzari, non è naturalmente neanche questa competenza comunale, comunque gli uffici della protezione civile regionale e anche AVEPA, che deve fare il controllo fiscale, sta provvedendo, i soldi ci sono già a disposizione, sta provvedendo a tutte quelle verifiche, alla procedura, ecco, che in essere, quindi è auspicabile che nel giro di breve tempo, dopo lo slittamento negli ultimi governi delle somme messe a disposizione, adesso i soldi ci sono, bisogna accelerare per dare questa risposta. Ecco, questi sono credo i due punti cardine delle argomentazioni. Ecco, c'è un ultimo argomento, che il discorso del bracconaggio, visto che l'aveva sottolineato anche il presidente del consorzio Marchesini, che bracconaggio che sta mettendo in difficoltà i pescatori professionisti. È una cosa che vi state attrezzando per cercare di fermarla come amministrazione? Queste sono situazioni che sono monitorate da tempo, e comunque in questo momento qua non credo neanche che abbia un'incidenza grandissima. Il consorzio sta investendo parecchio per quanto riguarda la vigilanza. Noi stessi stiamo provvedendo a un sistema anche di videosorveglianza che fra qualche settimana dovremmo comunque lo stiamo definendo, ecco, stiamo completando le ultime opere, poi avremo modo anche di parlarne proprio con il progetto davanti, facendo conoscerlo anche alla cittadinanza, ecco, che riguarda anche sul consorzio attraverso il contributo della Camera di Commercio, quindi anche importante. Poi c'è l'argomento, scusa che mi ero dimenticato, della pesca nel Po, perché sai che c'è quel decreto legge, sì, quella misura di legge che deve passare al governo. Lì ci siamo già confrontati con i nostri parlamentari e stiamo cercando di trovare una soluzione per evitare, che quello sarebbe un disagio molto importante, perché ci sono tante persone che vanno comunque a pescare e che hanno la licenza, che vanno a pescare nelle acque di fiume, quindi anche quella è una pesca dell'area, insomma. Poi ci sono dei problemi che conosciamo, la bocca d'uscita del porto di Piglia, c'è un problema che stiamo monitorando. Martedì abbiamo un tavolo tecnico per il porto di Scardovari, però è anche vero che stiamo cercando di investire parecchio, insomma le somme messe a disposizione anche attraverso progetti GAC
che abbiamo portato a casa credo che insomma sono evidenti, però ripeto, con il consorzio, con le cooperative abbiamo un rapporto diretto e stiamo cercando di lavorare insieme anche con la regione